Ci troviamo a Cagliari e dal basso del rione Sant'Elia osserviamo il forte posto in cima al colle. Si può arrivare tranquillamente partendo dal faro di Capo Sant'Elia. Oggi conosciuto, seppur impropriamente, come Fortino di Sant'Ignazio. Intorno al IV secolo, sulle alture della zona, visse un eremita di nome Elia. Fu martirizzato su questo colle durante le persecuzioni di Diocleziano e i suoi resti furono seppelliti dalla popolazione locale sul promontorio che da allora portò il suo nome. Dall'alto del colle possiamo osservare il faro di Capo Sant'Elia e il golfo di Cagliari. Il fortino, posto a circa 94 metri sul livello del mare, fu inizialmente ideato dal marchese Vivaldi Pasqua e successivamente realizzato dal maggiore Franco Lorenzo, un ingegnere militare, e i lavori iniziarono nel dicembre 1792 e dopo il collaudo del 30 marzo 1795 furono terminati con relative parti accessorie 3 anni più tardi. Vista sul borgo di Sant'Elia. Dal 1804 il fortino divenne una succursale del Lazzaretto per il ricovero dei malati contagiosi. Durante la Seconda Guerra Mondiale il fortino riacquistò importanza militare. Ci fu un tentativo di restauro effettuato tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, ma con scarsi risultati. Ancora oggi si è in attesa di valorizzare il sito rendendolo sicuro per le continue cadute di strutture, creare un parco storico e affidarlo a delle associazioni del settore per creare lavoro. Così, oltre ai punti panoramici della Serra del Diavolo, Monte Urpinu, Colle San Michele, anche il fortino di Sant'Ignazio sarebbe un valore aggiunto alla città di Cagliari.